Quali sono i risultati di Veneto Escape in scala regionale? Allora, il primo grafico è lo stato di digitalizzazione delle aziende sanitarie del Veneto, è un indice sintetico che va a vedere il livello di digitalizzazione raggiunta. Questo è quello su scala regionale. Poi la firma digitale, quindi la percentuale di referti firmati nel tempo, in assoluto e nel tempo, poi lo vedrete al grafico. L'estrazione esterna, quindi l'utilizzo del servizio di scarica online più l'utilizzo dei vari canali di distribuzione, cioè se qualcuno ha attivato farmacie o qualcos'altro. E poi gli utenti, cioè i cittadini veneti che sono stati toccati dal servizio. Andiamo ad indagare su queste specialità, come vi dicevo prima, la chimica, la microbiologia, il trasfusionale, l'anatomia e la radiologia. Non andiamo ad indagare sulle altre specialità che abbiamo deciso di togliere e neanche sui verbali e le lettere. Su scala aziendale, le specialità sono sempre quelle, andiamo un attimo più nel dettaglio, quindi questo è quello che vedranno solo quindi gli appartenenti ad una ULSS, vedranno lo stato di digitalizzazione aziendale, che è lo stesso indice sintetico ma calcolato sui dati aziendali, la firma digitale, l'archiviazione, l'indicizzazione, che vedrete lo stesso dato del firmato, come vi ho già spiegato prima, perché non ve l'ho chiesto nelle domande, l'estrazione interna e esterna e la conservazione, e gli utenti, i cittadini che hanno utilizzato il servizio e gli operatori sanitari che hanno visualizzato i dati. Ok, quali sono le criticità del sistema? È obbligatorio compilare tutti i dati, cioè non potete non compilare dei dati. Dovete mettermi 0 se non è attivo il servizio, altrimenti non riusciamo a fare le formule. Non è possibile tralasciare i report grafico di alcune aziende, quindi tutte le aziende vedranno i grafici relativi ai dati della propria azienda. Ok, un valore nullo provoca un abbassamento del livello medio su scala regionale, quindi più zeri mi mettete, più quello che è il raggiungimento dello Stato si abbassa. Facciamo un ambiente di test, un ambiente di produzione. No, vi dico, ecco, quindi questo sarà quello che verrà fuori. I prossimi passi, allora, modificare e aggiornare i questionari e i grafici in base alle osservazioni che mi avete fatto oggi, lo facciamo breve possibile, ve lo rimandiamo. Poi, rispetto a quello ai grafici che vedrete, è possibile dettagliare nel dettaglio ulteriormente alcune rilevazioni. Oggi vi proponiamo quello che pensiamo noi di far vedere. Nel vedi in dettaglio riusciremo a graficare meglio le informazioni. I prossimi passi per voi. Allora, individuate e comunicatemi i compilatori, perché poi io chiederò a loro. Registrarsi nel portale di Arsenal, come Claudio vi ha fatto vedere prima. Dovete compilare i questionari d'avvio e periodico, quindi l'avvio e il primo periodico, nei tempi stabiliti. Nota, allo scadere del termine vi farà mandata una mail per ricordatevi la compilazione, perché noi ovviamente vediamo se non avete compilato i dati.